l'incontro col Presidente Tondo com'è andato? L'incontro con il Presidente è andato benissimo, perché noi riteniamo che questa sia la filosofia anche che è applicata dal Presidente Tondo, che è quello di accorpamenti, quello di cercare in tutti i modi di limitare quelle che sono le spese. Al di là di tutto però Antica Contea, che Cormons, Gorizia e Gradisca, in collaborazione, dobbiamo anche sottolineare, della provincia, hanno ideato questo progetto, un progetto che sta partendo alla grande, ormai è tutto pronto. Dopo la presentazione a Tondo seguirà un incontro sicuramente a Klagenfurt, seguirà un altro in Slovenia e uno in Croazia, per cercare di esportare quello che è il marchio di questi tre centri, uniti da tradizioni, dalla storia, dal fatto che tutti e tre hanno il teatro, hanno il castello, eccetera, e poi soprattutto da chi è ai vertici di queste amministrazioni. Tre sindaci di appartenenze politiche completamente diverse, che si sono trovati assolutamente d'accordo in un attimo e hanno sottoscritto questo protocollo d'intesa. In tempi di unità d'Italia il sistema austro-ungarico è quello che funziona meglio. Sì, diciamo che è così. Ecco, questa è una dimostrazione però di come, quando si vuole, si possono raggiungere dei traguardi in tempi assolutamente brevi, non quelli classici della politica. E soprattutto il rilancio e lo sviluppo del territorio fatto in maniera concreta e chiara e trasparente. Sì, noi abbiamo cercato appunto di dare questa impronta di chiarezza, di grande visibilità, perché riteniamo che è un territorio assolutamente appetibile per i nostri amici vicini come dicevo poc'anzi, dell'Austria, Croazia, Slovenia e quant'altro, appunto perché qui questa è una zona dove si trova un po' di tutto. Insomma, yes we can, dunque si può fare. Sì, si può fare sicuramente. Figio, ricordate che Gravo se figia de Quileia e mare de Venezia. Così i veci dell'isola quando raccontavano le storie. Ma la situazione dell'ospizio marino non esce da un libro di narrativo o dai pensieri di Biagio Marin, ma porta alla luce la parte non sana della cosiddetta italianizzazione di queste terre. Una triste vicenda tipica del bel paese, fatta di intrighi, miliardi di vecchie lire gettate al vento come nulla fosse, sprechi, una patata bollente gettata come una palla medica tra i vari enti, che alla fine porta alla solita conclusione: qualcuno ha fatto, ma non si sa chi. Il Tribunale di Gorizia ha rigettato nei giorni scorsi l'istanza di fallimento della Fondazione Ospizio Marino di Grado, onlus dell'omonimo Istituto di Cura. L'avvio della procedura era stato richiesto a luglio dalla Procura di Gorizia, in seguito all'accertamento del crack da oltre 30 milioni di euro che aveva portato alla chiusura della struttura riabilitativa. Il Tribunale fallimentare del capoluogo isontino ha respinto la richiesta della Procura per decorrenza dei termini. L'istanza sarebbe stata presentata infatti a più di un anno di distanza dallo scioglimento della Fondazione. Nel frattempo la politica si mobilita per cercare una via di uscita. Da destra a sinistra tutti a parlare, convocare conferenze stampe, ma alla fine niente di nuovo spunta all'orizzonte. Se Atene piange, Sparta non ride. Si diceva che l'Ospizio di Grado si rispecchiava la luna per la sua modernità, ma questa, una volta spuntata a mare chiaro, ha di fatto messo in luce il suo tipicamente italiano, un sottobosco che presenta molti frutti, quasi tutti amari e non commestibili per l'italiano qualunque. Siamo nell'isola d'oro di asburgica memoria, ma sempre in Italia, dove tutto è possibile e niente impossibile. Da quest'oggi qui a Gorizia, al Parco Basaglia, si inizia un corso particolare denominato SOS Cervello. Dottore, ce lo vuoi spiegare? SOS Cervello ha come sottotitolo Campagna sociale di psicofarmacovigilanza. È un'iniziativa che oramai è nata da 2 anni a questa parte, si propone di diffondere
una cultura alternativa all'utilizzo esagerato, massivo dello psicofarmaco per affrontare le varie problematiche di disagio psicoemozionale e mentale. Quindi è dire no al farmaco, però per dire sì a atteggiamenti culturali che presuppongono che vi possa essere un affrontamento psicologico, psicoterapeutico del dolore, del disagio, anche con l'integrazione con pratiche di derivazione olistica. Gli appuntamenti sono fissati il quarto martedì di ogni mese, no? Sì, qui a Gorizia il quarto martedì di ogni mese alla sede del centro diurno del centro di salute mentale dalle 18:45 alle 20. Si parla tanto, però finalmente si fa qualcosa di concreto. Beh, insomma, è un qualcosa che tira diciamo, le fila di un pensiero che da diverso tempo viene proposto, non è solamente la critica al farmaco, ma la proposta proprio di una psichiatria da intendere come medicina dell'anima, perché questo è il significato letimo di psichiatria. Stiamo a Gorizia perché il discorso relativo ai cibi di confine porta sempre interessanti novità. Lei fa parte della commissione italo-slovena. Lei ha detto non partecipo per un motivo semplice, perché in tempi di crisi i costi incidono sul cittadino. Ma è una protesta formale oppure effettivamente è quello che dice lei? Io affermo questo, che i soldi devono essere ben spesi in un momento politico e economico come questo. Bisogna dare degli esempi ai cittadini e quindi contesto allora questo governo Monti che vuole ripristinare l'ICI, ci metterà le mani in tasca, e se contesto questo governo non posso comportarmi diversamente che dire io rimango a Gorizia e faccio risparmiare, anche se per poco, i cittadini goriziani. Per quanto riguarda i cippi, comunque, si parla di ridisegnare ad esempio le linee di confine negli ex attraversamenti doganali frontalieri, non si sa ancora che colore si userà, ma onestamente parlando nel 2011 ci facciamo ancora ridere come italiani? Questa è una richiesta che è stata effettuata da altri e l'Italia si deve... Quello che dice la Slovenia noi dobbiamo obbedire. Non è che bisogna obbedire, ma ci dobbiamo adeguare, certo che... Ma non è forse per il fatto che si ricordano che noi abbiamo perso la guerra? Ma lei mi sta tirando sul ghiaccio, conoscendo le mie posizioni politiche di destra e io faccio il giornalista. Ecco, lei fa il giornalista, mi vuole portare un po' sul ghiaccio, io la penso in un determinato modo. Morale, Schengen toglie ma le ruggini rimangono. Esatto, per me l'Ungheria, la Polonia, quello che sta avvenendo in Europa ne è una dimostrazione. Però a mio avviso l'Italia si sta dimostrando un po' il ventre molle, perché non ha gli attributi per dire noi siamo una nazione come le altre, basta con quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, bisogna vedere poi le colpe di chi sono.